Buon pomeriggio amici di Sportiseri, un saluto da Marco Genduso qui per commentarvi la sesta giornata di campionato vede affrontarsi Atleti Club Palermo e Renzo Lo Piccolo Terrasini. Già le squadre sono posizionate in campo, è stato già fatto il saluto. Prima di cominciare intanto vi mostriamo il nostro classico tabellino, poi ricordiamo che il cronometro partirà dall'istante del fischio da parte del signor Merlino che sancirà l'inizio della partita. Noi in attesa del fischio però vi deliziamo con le nostre classiche statistiche, perché partiamo dai padroni di casa, una classifica marcatori che sicuramente si è ampliata grazie all'ultimo match, all'ultimo successo contro la Giardinellese, vittoria per 2-14. Parliamo di una formazione che fino alla quarta giornata, alla vigilia della quarta giornata, quindi prima della vittoria contro il Cus Palermo, si trattava del peggior attacco. Adesso invece, anche grazie a questi 14 gol, è diventato il miglior attacco di questo campionato con 21 gol. Sono seconda la posizione invece in campionato, sempre per la compagine allenata da mister Gabriele Cipolla, che oggi vorrà sicuramente continuare la striscia positiva dentro casa, chiaramente contro il Renzo Lo Piccolo Terrasini. Tutte, diciamo, le statistiche, la classifica effettivamente danno delle informazioni positive per la squadra in maglia bianca. Intanto inizia anche la partita con il primo possesso palla per Martino, che si appoggia subito dalle parti di Lanza, che è il più piccolo in campo, classe 2008. Clemente di prima cerca il tocco sul compagno, si lotta subito sulla fascia, poi la pressione viene allontanato. Martino lotta con il fisico, poi spinge Aiello, sarà quindi calcio di punizione. Dunque continuiamo con le statistiche, perché stavamo effettivamente dicendo come il secondo posto dell'Atletico Club Palermo sia al momento un ottimo risultato. Oggi c'è la possibilità di chiaramente andare a quota 13 punti per la classifica, potrebbe essere veramente un grande risultato, però bisogna passare sicuramente lo scoglio chiamato Renzo Lo Piccolo Terrasini, che chiaramente non pensate che per quanto riguarda la classifica forse non sta brillando, perché al momento è all'ottavo posto con il terzo peggior attacco di questo campionato, sesta invece la migliore difesa con 6 punti totalizzati in questo momento, 4 in meno rispetto invece ai padroni di casa, ma come potete benissimo capire la classifica è veramente molto corta. Dunque 4 punti di distanza a queste due squadre, che però sono distanziate anche da ben 6 squadre. Nel frattempo viene cercato subito in avanti l'azione offensiva per Renzo Lo Piccolo Terrasini, che cerca e ottiene il possesso di Corra. Adesso Catalano si torna indietro mettendo anche un po' in difficoltà il compagno, poi con l'esterno addirittura è stato tentato questo lancio da parte di Vassallo, lo ha tallonato invece Caruso, che qui molto bene ha permesso al suo avversario di non coordinarsi bene. Dunque rimessa dal fondo con Di Martino, che oggi è stato scelto tra i pali, dunque non Lorello. Questa è la prima novità per mister Cipolla. Poi c'è Annania, oggi sente invece D'Amico, che sicuramente è uno dei giocatori più interessanti di questo inizio campionato, giocatore che con il Cus Palermo alla quarta giornata ha realizzato una bella doppietta, un gol lampo dopo soltanto 46 secondi. Poi riesce a segnare anche poco dopo, in realtà anche nel secondo tempo, ma poi la bandierina che si è alzata ha annullato un grande gol sulla sponda di Ingallina. In quel caso siamo sicuri che vi ricorderete questo gol. Intanto palla in avanti, a cercare Corra che accarezza la sfera, può cercare i compagni, ecco infatti la appoggio con conclusione da fuori, tentata in questo caso da Randazzo, palla che però termina di molto fuori. Una buona azione in realtà per il Renzo Lo Piccolo, che si è fatto vedere in avanti cercando di dialogare con tutti gli uomini più offensivi, con Aiello e Oliveri, che sono incaricati a dare tanti palloni a Corra, che qui invece ha fatto una buona giocata perché ha cercato la sponda, in questo caso su Randazzo, che con il mancino non è stato per nulla preciso. Però buona azione per gli ospiti, che sicuramente non vogliono farsi schiacciare in questi primi 3 minuti. Non ci sono questi errori. Intanto qui brutto errore da parte di Tarantino, viene comunque rimettato anche da Fiore, poi di testa Caruso, spalla alla porta, si ritorna da Di Giuseppe, rischia un po' con i piedi, infatti mette in difficoltà il compagno, riesce comunque a spazzare, alza di testa, poi Martino arriva puntualissimo, va incontro Caruso con l'esterno, cerca di appoggiarsi Di Giovanni, prova ad incunearsi lui davanti alla porta, viene fermato però con presa bassa da parte di Giuseppe. Dunque palla in possesso per il Renzo Piccolo, che adesso può ripartire con il proprio portiere,
purtroppo tanto sole non permette la visione corretta vicino alla porta del Renzolo Piccolo. Bisogna aspettare forse che un po' il sole si calmi, ma sembrerebbe quasi di no. Tanto Fiore, Martino, una coppia molto interessante in questo campionato, anche merito loro sicuramente se la formazione di Mister Cipolla al momento si siede al terzo posto per quanto riguarda la classifica delle migliori difese. 7 gol subiti per Martino, anche gol importante contro la Parma, ma gol del pareggio nei minuti finali della partita, una gara molto equilibrata, poi pareggiata proprio dal difensore Di Giovanni. Arcoleo può lanciare, cerca i compagni per uscire di Giuseppe, non perfetto qui. Anania si era ritrovato la posizione giusta, aveva anche attaccato molto bene. Intanto palla dietro le parti di Martino dopo il tocco di Arcoleo. Viola, Arcoleo, la carezza, cerca un compagno, trova Anania, buona qui la sua giocata. Anania di nuovo centralmente, Viola gioca molto bene qui l'Atletic, allarga il gioco, ecco Di Giovanni che può puntare alla difesa. Di Giovanni entra nel rigore sul mancino, entra, e poi la scivolata perfetta di Basile che mette dunque palla in calcio d'angolo. Questa è la prima occasione per l'Athletic Club Palermo, con Di Giovanni adesso andrà a battere il corner. C'è stata una prima azione con Anania che è venuto dentro il campo dopo aver dialogato col compagno. Tanto calcio d'angolo direttamente dalle parti di Di Giuseppe, che blocca, poi dice ai compagni di mettersi in posizione per poi andare lungo probabilmente, invece no, perché sceglie e ottiene il possesso del compagno. Rilancio da parte di Vassallo che va a lungo, poi lotta di Giovanni con Basile, commette fallo il numero 7, sarà dunque calcio di punizione. Il signor Merlino ha indicato il calcio di punizione, minuto 6 di gioco, si è fermato adesso il gioco dopo i primi 6 minuti in realtà abbastanza vivaci. Abbiamo visto due squadre forse non attaccare con tanta costanza, però comunque giocare con grinta, cercare anche di trovare le migliori posizioni. Corra, buca l'intervento, buca soprattutto Lanza. Oliveri la porta sull'esterno, sfida Martino che lo fronteggia molto bene, poi Corra, palla di ritorno, allontana poi Fiore, fa una buona chiusura, poi Gallina blocca il pallone, lui che è in panchina oggi, per lui 5 gol nell'ultima sfida, insomma, periodo di forma abbastanza interessante. Va Catalano sul punto di battuta, si allontana, nel frattempo Corra però prende posizione vicino Martino, poi cerca l'aggancio con il petto, lotta Martino, Aiello sguscia via, casca giù, calcio di punizione, fallo da parte di Lanza, poi Martino l'aveva anche un po' tenuto, in realtà 2 falli sul numero 10, calcio di punizione. Questa può essere subito un'occasione importante. Su calcio di punizione è arrivato anche il gol subito dalla formazione di casa dall'Atletico Club Palermo contro il Cus Palermo. In quel caso una punizione è stata segnata da Chiarello. Adesso Basile voleva probabilmente battere la battuta, lascia però a Corra che adesso ha fatto allontanare tutti, anche Oliveri a dire compagni allontanati, batte lui. Nel frattempo Caruso insieme a Fiore, Viola e Arcoleo in barriera, dunque una barriera abbastanza folta con 4 uomini. Di Martino sta sistemando alla sua sinistra. Corra invece chiede forse ai compagni di posizionarsi meglio per dare anche fastidio al portiere. Va verso la porta, Corra, gira la palla, gira però forse troppo in alto, non mette in difficoltà Di Martino che dunque battezza il pallone fuori e non accenna nemmeno la parata. Aveva già visto in anticipo il portiere, oggi per lui una chance importante per dimostrare a mister Cipolla di essere più che una riserva. Oggi può e deve dare risposte il portiere. Rischia tanto Arcoleo, subisce infatti fallo. Riparte con Anania che può puntare alla difesa, cerca centralmente, ottiene Caruso, buona qui la sua giocata, va sul fondo, Caruso è più veloce, entra dentro di rigore, viene fermato da Catalano, anche in raddoppio con Vassallo. Dunque calcio d'angolo, salgono un po' tutti, sale soprattutto Martino che può essere un giocatore
che può dare tanto fastidio dal punto di vista aereo, sappiamo le sue doti di testa, invece va basso. Forse uno schema di Giovanni, ma non si sono capiti con i compagni. Sarà dunque rimessa con le mani. Sul punto di battuta vediamo Lanza. C'è vicino a lui Arcoleo, ma non lo serve. Caruso. Lanza. Nel frattempo, sempre da citare un po' la posizione di Clemente, perché agisce come seconda punta. Questo può essere chiaramente un'impostazione tattica molto interessante, perché potremmo vedere Caruso probabilmente giocare anche di sponde per consentire al proprio capitano numero 10, Mattia Clemente, di calciare di prima intenzione, dove il tiro sicuramente sa bene come calibrarlo. Comunque ci aspettiamo questo tipo di giocate, lo fa spesso con Ingallina, che gioca molto per la squadra, nonostante poi di ruolo faccia il numero 9. Intanto Anania ruba palla, volata in avanti, Anani entra nelle rigore, cerca i compagni in mezzo, cross in mezzo e arriva il gol da parte di Caruso, perfetto, 1-0, ma super Anania che continua il suo grande momento di forma. Vantaggio per il Club Palermo, che dunque sale al momento, secondo una classifica live, quota 13 in classifica, poi risultanze da parte del 9, che oggi risponde così al posto titolare offerto da Mister Cipolla, risponde con il gol, insomma meglio di così probabilmente non avrebbe mai potuto fare. Dunque 1-0 dopo 10 minuti, un vantaggio che arriva dopo una grande volata di Anania, che conferma, come ho detto anche in precedenza, un ottimo periodo di forma, iniziato contro il Cus Palermo proprio in questo campo 2 lunedì fa, con un gol dove si era inserito perfettamente, poi toccò a battere il portiere. Clemente allarga, Anania, potrebbero rifare la stessa occasione di prima, va a rimorchio Clemente, lo serve, si gira, ecco Clemente, va sul destro, cerca il tiro, viene murato dalla difesa, poi Lanza la controlla con il petto, prova a sgusciare via, buona qui la sua giocata, Lanza aveva trovato lo spiraglio per poter calciare forse anche col sinistro, non se l'è sentita, ma una buona giocata qui per il classe 2008, che ricordiamo è il più piccolo in campo, ma non si vede comunque, nel senso, un giocatore che anche nelle scorse partite ha sempre fatto vedere grandi prestazioni, nonostante magari abbia qualche anno in meno rispetto ai suoi avversari. Vassallo cerca e ottiene Cimarelli, poi rischia il centrocampo con Viola che stava per rubare il pallone, poi palla in verticale, in scivolata riesce Fiore, Arcoleo, si ritorna dalle parti di Cesare Di Martino, che lascia subito a Martino. Fiore, Martino, c'è spazio per l'impostazione del numero 5, poi si appoggia saggiamente da Fiore, non c'è fretta chiaramente di velocizzare, poi Tarantino fa un buon dribbling qui, commette però fallo, in questo caso Gianbanco, sarà dunque calcio di punizione, minuto 12 di gioco, ricordiamo sono previsti 2 tempi da 45 minuti, puntata di 90, questo campionato di juniores under 19, intanto il tacco di Caruso a liberare Clemente, poi libera invece Cimarelli, la tocca Corri, poi di testa Tarantino, Arcoleo va in vantaggio sul suo avversario, poi Anania lascia scorrere, subisce forse un fallo ma si continua, Anania può puntare l'uomo, Anania dribbling, si ferma, vede i compagni, scambio con Clemente che restituisce la sfera, Arcoleo rischia tanto ma fa una grande giocata con la suola, quasi da calcio a 5, poi Martino prova il rilancio con l'ultimo tocco che di Basile, sarà dunque calcio d'angolo, c'era Di Giovanni ma si stava inserendo soprattutto Tarantino sull'otto di sinistra, Basile in maniera anche saggia probabilmente ha deciso di concedere il male minore, in questo caso il calcio d'angolo, dunque Di Giovanni in battuta, va morbida in mezzo di testa, la tocca Arcoleo, per poco non riesce a trovare anche il raddoppio, va veramente vicinissimo al gol numero 4, e qui ottimo corner da parte di Giovanni, c'è qualche difficoltà forse per gli ospiti del Renzolo Piccolo Terrasini di contrastare dal punto di vista aereo, perché comunque la formazione dell'Athletic Club Palermo è una squadra che si presenta con diversi centimetri in campo, quindi probabilmente punterà molto su questo tipo di giocate. Intanto Martino lotta con Corra, gioco che si ferma, rimase a terra Viola,
calcio di punizione per il Renzolo Piccolo con la battuta rapida dalle parti del compagno, poi commette fallo in fase di ripiegamento. Non un fallo cattivo chiaramente, ma comunque realizzato da parte di Giambanco. Sarà dunque calcio di punizione con Martino. Anania, gancio volante, poi chiude Vassallo su Clemente, lottano di testa Oliveri con Lanza, l'ultimo tocco è stato però del numero 2, sarà dunque quindi rimessa con le mani per il Renzolo Piccolo, con il Catalano che va a lungo, cercare Corra, accorcia tantissimo la sua posizione Martino, andando a pressare praticamente direttamente prima che possa prendere il pallone Corra. Questo è uno scontro che sicuramente vedremo per tutta la partita, perché Martino è un giocatore che è abituato a accorciare tanto la sua posizione nel tentativo di non concedere dei metri e anche respiro, oserei dire, ai propri avversari. Lo sta facendo praticamente da inizio campionato, lo sta facendo anche con grandi meriti e risultati. Martino centrale, trova Lanza con l'esterno, poi Caruso non riesce ad agganciare, ci ha provato forse con il fianco quasi a prendere questo pallone, riesce direttamente ad arrivare sulla sfera invece di Giuseppe. Adesso chiama i compagni ad alzare il baricentro e va a lungo, trova Oliveri, gancio delizioso, dribbling poi perfetto, Oliveri può cambiare gioco ed era giusta, Tarantino però trova il pallone e dunque si riparte con Viola che mette un po' in difficoltà Arcoleo, tiene in campo, poi l'anticipo di Catalano, ottimo, Corra 1-2 con l'esterno, chiude tutto Lanza che poi saggiamente si appoggia dalle parti del proprio portiere con Di Martino che va da fiore. Ecco Arcoleo che prima ha salvato un grande pallone, poi dribbling perfetto da parte del 4. Lanza c'ha spazio per poter esplodere la sua tecnica, Arcoleo col mancino, grande quel cambio di gioco, poi capisce tutto in anticipo Giambanco, quindi nega il possesso maglia bianca, poi qui Fiore sbagliato perché poteva benissimo agganciare la sfera, forse non ha visto di essere completamente solo e dunque cercato il passaggio direttamente alle parti di Tarantino che però era rimasto in avanti. Cannata, Basile, ottimo che gioca con la suola, poi capisce tutto in anticipo Viola che raddoppia e gestisce dalle parti di Di Giovanni. Viola, ottima la sua sovrapposizione, poi con l'esterno cerca nuovamente il pallone di ritorno, poi mette anche in difficoltà in realtà Cimarelli. Sarà dunque rimessa tra le zona offensiva di Palermo che rimane dunque lì davanti nel tentativo di schiacciare soltanto un'azione da gol per formazione in maglia bianca, però capitalizzata subito, dunque cinismo al momento per gli uomini di Mister Cipolla. Anania si aggancia con il suo diretto concorrente e commette anche fallo, sarà dunque calcio di punizione. Andrà Cimarelli sul punto di battuta, si appoggia subito su Vassallo, si allunga la palla e non è nemmeno la prima volta, rischia tanto. Poi Oliveri, Anania la tocca e l'ultima anche a toccarla, sarà dunque rimessa tra le, però Anania quanto pressa, giocatore che oltre a mettere davanti la tecnica cerca anche sempre di aiutare i compagni in fase difensiva e lo ha dimostrato con un ottimo intervento. Nel frattempo c'è qualcosa da ridire tra Corra e Martino. Cannata, Corra con l'esterno, palla di testa poi cercato da Aiello, Arcoleo la tocca, tanto è rimasto giù un giocatore, si deve trattare di Corra, forse un contrasto all'altezza del processo xifoideo, sembrerebbe questa la prima analisi, ma chiaramente la diagnosi, anzi chiaramente. Nel frattempo entra lo staff medico del Renzolo Piccolo, gioco che si ferma, minuto 18 di gioco, c'è anche un momento per rifocillarsi sia per Arcoleo sia per Anania, adesso anche Caruso cercare un po' d'acqua, una gara che al momento sta avendo la formazione di casa vincere con il risultato di 1-0, non ci sono state delle interruzioni abbastanza ampie, dunque questa è la prima un po' più lunga, un dominio totale per la squadra allenata da Mister Cipolla. Nel frattempo Corra si è rialzato, sta facendo i classici esercizi per
regolarizzare il respiro, dunque un colpo nello sterno. Adesso però tutto ok, sarà dunque rimessa laterale per il Pensero Piccolo, che però chiaramente restituirà il pallone all'Athletic Club Palermo. Infatti Oliveri, anzi no, perché non è rimessa laterale, la palla non è stata gettata fuori, dunque Martino ricomincia direttamente da Fiore. Tarantino cerca e ottiene Anania, nel frattempo un cambio di posizione con Anania che va sulla fascia mancina, a destra invece c'è Di Giovanni, intanto potrebbe calciare, ci pensa 2 volte Anania, la blocca Di Giuseppe. Qui se avesse calciato probabilmente prima avrebbe potuto anche trovare una traiettoria migliore, perché aveva tutto lo spazio per poter cercare la porta, non lo ha fatto anzi dopo, sprecando qui un grande peccato, perché poteva essere una buona occasione. Nel frattempo Di Martino non rischia nulla, va direttamente in rimessa con le mani. Nel frattempo è rientrato Corra dopo la botta ricevuta, quindi 11 contro 11, arrivati adesso quasi al 20° di gioco. Cannata cerca Aiello, lo fa passare Fiore, poi Arcoleo, sempre una grande partita per lui. C'è l'inserimento di Di Giovanni, poi si sovrappone Di Giovanni, lo trova Arcoleo, attacca la porta, intenta entrare di rigore, può cercare i compagni, cross in mezzo, la tocca Vassallo, sarà dunque calcio d'angolo. E proprio in un calcio d'angolo lo stesso Arcoleo era stato in precedenza, si era avvicinato tantissimo al raddoppio, girando in torsione con un colpo di testa preciso, palla che però ha accarezzato praticamente il palo senza però entrare in porta. Dunque corner con il solito Di Giovanni che cerca i compagni, allontana la difesa, poi viola in anticipo su Corra, cerca una giocata in mezzo a due ma sbaglia. Corra può ripartire, si è rialzato, anzi si è rimasto a terra Viola, si continua però, poi è centrocampo, qui la grande chiusura di Fiore che fa valere il fisico e poi si guarda attorno cercando forse una pressione degli avversari che non arriva, e dunque si ritorna dietro dalle parti di Di Martino. Arcoleo va incontro Clemente, che quest'oggi non ha fatto molti movimenti ad elastico, adesso sta iniziando un po' a farli. Probabilmente Mister Cipolla avrà detto qualcosa al proprio capitano dicendo di realizzare questo tipo di movimenti, che un giocatore come lui comunque deve farli. È vero che gioca tanto vicino alla porta, però bisogna anche collegare centrocampo e attacco, perché comunque sia Arcoleo che Viola sono due giocatori che tendono tanto a mantenere la posizione in fase difensiva, invece qui la tecnica di Clemente è veramente tanto richiesta. Intanto Caruso allarga dalle parti di Lanza, si ferma con la suola, poi Arcoleo guarda i compagni, cerca il traverso sul secondo palo, si stava coordinando, anzi si è coordinato questo caso Anania, che ha però colpito in maniera chiaramente involontaria il suo avversario. Sarà dunque calcio di punizione. 22 di gioco per chi si fosse sintonizzato in questo istante. Il risultato è di 1-0, come potete benissimo vedere dal nostro tabellino. Decide il gol firmato da Caruso, una grande azione solitaria di Anania che era riuscito a sfuggire sull'occhio di destra. Intanto Fiore, Arcoleo si gira sempre con tanta libertà, qui Corra commette fallo da dietro, calcio di punizione dunque. Si è rialzato comunque, adesso vediamo se Martino andrà a lungo. Fiore, ecco Clemente che va incontro, adesso allarga il gioco, prende però il signor Merlino e dunque calcio, no, non è calcio così chiaramente, ma il gioco verrà restituito da parte del direttore di gara alla formazione di casa, con Clemente che allarga subito il gioco, la tocca Lanza, poi si gira Caruso, fa un buon lavoro da pivot qui, quasi a citare il mondo del futsal. Poi Martino, poi Tarantino, qui sbaglia il controllo, era anche abbastanza difficile riuscire a mettere giù questo tipo di pallone. Basile sul punto di battuta va in rimessa laterale, cerca e ottiene infatti Corra, viene però anticipato ancora una volta da Fiore che sta
sbagliando praticamente nulla quest'oggi, una coppia difensiva quella formata da Fiore e Martino che ormai è veramente consolidata in questo campionato. Intanto il dribbling, Anania va sul fondo, poi rientra, ci pensa, cross adesso di testa Caruso, palla che non passa, poi si scontra con Catalano che prende anche un colpo, probabilmente durante lo stacco di testa da parte del suo avversario, si sono scontrati e dunque rimasto giù. Chiaramente tutto fortuito. Adesso si è rialzato, ok, tutto ok quindi per Catalano che prende posizione sulla sinistra e si riparte subito con Di Giuseppe che vede Cimarelli. Adesso Basile. Suola, torna dietro Cimarelli, mette fuori gioco qui Caruso, però poi il lancio non è dei migliori, sarà dunque rimessa a laterale sempre in avanti per Atletico Club Palermo che non sta brillando forse per il gioco spumeggiante invece che ha dimostrato nelle prime partite, nelle ultime anzi, in particolar modo, soprattutto i 14 gol contro la Giardinellese. Tanto Di Giovanni cerca il tocco con l'esterno, viene fermato e portato lontano dai suoi avversari. Poi lotta a centrocampo, poi Clemente viene fermato, calcio di punizione. C'è qualche dubbio forse qui, non per il signor Merlino. Poi dice qualcosa a Capitan Clemente, c'è anche Arcoleo che parla, Caruso. Clemente sicuramente da capitano avrà fatto valere, avrà fatto sentire la sua voce, però il signor Merlino sembra abbastanza arrabbiato, forse non tollera che magari si possa criticare una sua decisione, probabilmente. Anche Arcoleo qui a dire di gara che non era d'accordo probabilmente. Martino stacca di testa, poi Arcoleo la spizza, Clemente con il tacco molto elegante, Viola allarga il gioco, Tarantino può scattare il numero 3, salta sulla velocità Gianbanco, Tarantino ha lo spazio, si inserisce Anania, non lo trova invece Clemente, spalla alla porta, Caruso, guarda, ci pensa, calcia! E la palla non esce di tanto, qui fa una grande giocata Caruso, ma buonissima la sponda, soprattutto di Clemente, qui ha messo il compagno praticamente nelle condizioni di poter calciare verso la porta, qui rischia tanto, Di Giovanni, Arcoleo, qui tanti errori in fase di impostazione per il Renzolo Piccolo che sta avendo tanta difficoltà anche complice la pressione assidua da parte dei uomini di casa. Di Giovanni intanto con l'esterno, poi la controlla male qui Arcoleo, forse il primo errore della sua partita dopo 27 minuti, credo che si possa anche perdonare al numero 4 che al momento era praticamente perfetto in tutte le sue giocate. Testa di Giovanni, va Oliveri sul punto di battuta, lascia però a Catalano. Cannata si gira, Corra, sempre Cannata, palla di ritorno, poi allontana con la testa Fiore, per un istante va Oliveri, poi respinge Fiore in 2 occasioni. Questa era una buona azione da parte del Renzolo Piccolo, che aveva cercato di trovare la porta, non per Fiore, che si è immolato, poi Caruso, buona qui la sua guardia, potrebbe allargare il gioco, non lo fa. Adesso Di Giovanni accarezza la sfera, può puntare la difesa, Di Giovanni dribbling, va sul destro, va a rientrare, poi cerca le traversoni in mezzo e allontana Cimarelli con la tibia probabilmente a mettere fuori. Catalano poi ci pensa 2 volte e allontana la sfera con Lanza che la tocca, però in rimessa laterale. Qui forse avrebbe potuto anche controllarla meglio il numero 2 che probabilmente non ha visto di essere solo. Poi sbaglia anche Renzolo Piccolo, istituendo quasi la rimessa all'Atletico Club Palermo, che dunque potrà contare nuovamente su un altro attacco con Lanza vicino a lui, però c'è Clemente che però si è girato e sta prendendo posizione più avanti, invece no, è uno schema, una finta, ha fatto una finta anche a noi qui Clemente, buona quella sua giocata, poi allarga il gioco dalle parti di Viola, palla però troppo profonda, infatti l'otto non arriva, Gianbanco saggiamente decide di aspettare che il pallone possa uscire fuori per ripartire rapidamente. Cannata, buona quella sua giocata, c'è Lanza, Oliveri alle sue spalle, riceve il pallone, prova a rientrare, Oliveri, palla fuori. Dunque rimessa laterale, qui buona risposta per il Renzolo Piccolo che in contropiede ha provato a trovare a prendere in difficoltà più che altro la formazione avversaria, non c'è riuscita, di complice chiaramente l'ottima
fase di posizionamento degli uomini di mister Cipolla. Martino, c'è largo Lanza, centrale invece è Arcoleo, lui decide però di andare sul compagno di reparto, Fiore. Tarantino, altro passaggio non resistibile per Tarantino. Martino, ribuca l'intervento. Corra, anticipato nettamente da Arcoleo, che fa sempre una grande chiusura. Di Giovanni può puntare, il Deving lo salta, Di Giovanni più veloce, punta la porta, Di Giovanni entra nella di rigore, poi cerca il traversone in mezzo di testa, non arriva a deviare Caruso, ma qui grande azione ancora per l'Athletic Club Palermo, che su quella fascia sta veramente dando tanto fastidio al Renzo Piccolo, un po' in difficoltà qui Catalano, prima con Anania, adesso con Di Giovanni, ma quella fascia funziona. Caruso per poco non è riuscito a impattare con un colpo di testa. Forse se fosse andato con l'interno destro probabilmente avrebbe trovato la porta, però da lì forse si aspettava un cross più alto e magari ha deciso di non cambiare lo schema motore, ha detto faccio il colpo di testa comunque, magari la palla entra, però in questo caso non ha impattato. Nel frattempo Martino si appoggia dalle parti di Martino, centrale, rischiando un po', Fiore, Martini, sono scambiati adesso un po' la posizione dei due centrali. Tarantino, Arcoleo, pressato da Corra, Tarantino. Anania con il tacco, riesce a fare passare il pallone, poi capisce tutto Cannata, alza ancora la sfera dalle parti di Aiello, Martino sempre in anticipo, puntuale come sempre. Serve poi Tarantino, tutto lo spazio rientra. Oggi è lui il sostituto di La Rosa, che invece parte dalla panchina. Clemente centralmente, Arcoleo questa volta si gira nella posizione sbagliata. Vassallo, Cimarelli la controlla, poi allontana la sfera, incontro Oliveri, spara alla porta, si gira, Arcoleo commette fallo, anche qui forse qualche dubbio, non si lamenta però Arcoleo, dunque la decisione di giudicare è corretta. Cimarelli, ecco il capitano. Cannata, vice capitano invece di questa formazione. Basile, finta con la suola. Randazzo, col sinistro, cerca di impostare, lo fa male però, perché Oliveri si era fermato, probabilmente non voleva il pallone sulla profondità, cercava piuttosto un pallone sui piedi, però il compagno aveva già deciso di lanciare, dunque non si sono capiti, e quindi il risultato sempre di 1-0 dopo 32 minuti di gioco. Arcoleo aggancia con la punta, riesce a scaricare sul compagno, poi Lanza in avanti, non ne trova nessuno, trova però Di Giovanni che vince il rimpallo con il Vassallo. Di Giovanni attacca la porta sul sinistro, potrebbe calciare. Di Giovanni ancora si allarga forse un po' troppo, si è complicato veramente tanto la sua giocata, poi torna dietro sbagliando con Fiore che mette una pezza. Arcoleo, Fiore, lancio per Viola, viene tallonato però da Giambanco, lui trova però un calcio d'angolo, dunque forse il massimo da questa posizione di ancora azione offensiva per l'Athletic Club Palermo. Nel frattempo il Sole sembrerebbe averci dato ascolto in precedenza, diciamo che non rendeva molto visibile la partita da quella porta, invece adesso un'ottima visuale. Intanto Clemente va in mezzo a cercare Martino, si continua, Di Giovanni cerca la porta e poi sulla linea probabilmente Randazzo a salvare, e sarà dunque ancora calcio d'angolo con l'azione insistita dei padroni di casa. Un errore forse in uscita da parte del portiere, che ha concesso un'occasione importante, quella di Club Palermo, che però non l'ha sfruttata, ma comunque rimane sempre in zona offensiva. Di Giovanni va in mezzo di testa ed ecco il gol del 2-0, l'esultanza sotto qui la nostra schermata, dove c'è anche un'esultanza, parte di Fiore che stacca benissimo di testa. Qui l'abbraccio con Marco Clemente. Di 2-0 dunque, era il gol, era nell'area effettivamente, con Di Giovanni che ha pennellato perfettamente sulla testa del proprio compagno, che ha impattato come meglio non poteva.
trovando dunque il raddoppio con il risultato adesso di 2-0. Basile, Cannata, Basile. Vediamo se mister Cipolla potrà adoperare diversi cambi nel secondo tempo, magari trovando forse provando più che altro qualche giocatore che magari ha ottenuto qualche minuto in meno nelle scorse partite, un po' anche una sorta di prova per le partite che verranno. Ricordiamo infatti il prossimo match contro lo Sport Palermo, una gara che vedrà Athletic Club Palermo in trasferta, ma in realtà cambia molto poco in quanto il campo di casa dello Sport Palermo è proprio questo, del Calcio Sicilia. Dunque una partita in trasferta che però funge da dentro casa. Intanto Caruso fa una grande giocata, si complica forse un po' troppo la vita, intenta di rigore, cerca il tiro in diagonale, chiude Di Giuseppe. Ma qui buona azione, grande proprietà tecnica da parte del numero 9 che stava cercando il miglior angolo di tiro. L'ha anche trovato effettivamente, però Di Giuseppe in vantaggio. Intanto Viola casca giù, ma si continua. Ma centralmente Gianbanco allarga con l'esterno, ecco Corra che adesso non si trova più centralmente, 1-2, Corra dentro l'area di rigore, può calciare, Corra cerca i compagni e poi una deviazione in ripiegamento da parte di Fiore che sta per trovare anche un autogol in realtà, però è stato provvidenziale perché senza il suo intervento probabilmente la palla sarebbe terminata sui piedi dei compagni di Corra. Dunque probabilmente Aiello sarebbe arrivato a calciare praticamente a botta sicura, non per Fiore che dopo aver trovato il gol decide anche di salvarne uno. Insomma una gara importante per il 6. Calcio d'angolo, salta di testa sempre Corra, facile preda però di Di Martino che non ha fretta di velocizzare. Fiore, Martino, non li aspettiamo più, attacchiamoli. Fiore, poi Lanza, Fiore, Martino, poi testa, la tocca poi cerca un tocco con il braccio, Cannata non viene sanzionato dal direttore di gara, poi Arcoleo, ruleta perfetta del 4, Fiore, Di Giovanni, accarezza ancora la palla, potrebbe trovare una nuova azione il numero 7, si ferma, adesso Arcoleo viene chiamato dai compagni, Colmancino si appoggia, Anani spara alla porta, viene fermato però dall'ottima chiusura da parte di Vassallo che adesso prende posizione. Clement, aggancio delizioso, riede sul sinistro, viene fermato su un po' prevedibile qui la sua giocata, Catalano ringrazia e poi getta la sfera in rimessa laterale. Sarà dunque ancora azione per la di Club Palermo, minuto 37 della partita. Mancano 8 minuti, poi sarà fine primo tempo. Aiello, fallo da parte di Viola. Dunque calcio di punizione. Anche un piccolo momento ovviamente per rifiatare. Ci sono stati davvero pochi in questa partita. Randazzo cerca di servire il compagno, viene fermato da Martino, adesso Viola centralmente, Caruso tiene sempre la palla, poi Di Giovanni che può puntare il suo avversario, Di Giovanni doppio passo, si ferma, va sul mancino, potrebbe calciare e ci prova, Giuseppe blocca senza problemi, però grande giocata di Di Giovanni che qui ha fatto vedere che non va soltanto sul destro, ha cercato il sinistro, l'ha ottenuto e anche messo in difficoltà il suo avversario. Poi Lanza, buono qui il suo lavoro, con esperienza, non affonda il tackle, va avanti. Poi scontro con Oliveri. Vedi che il 2 non ha fatto niente, Il 2 è fermo, vedi, Direttore di gara, signor Merlino a colloquio con Lanza e con Oliveri per lo scontro in precedenza che c'è stato tra i due. Bravo Ale.
Lanza torna direttamente alle parti di Martino. Adesso Fiore. Arcoleo cerca sempre di prendersi lui il primo possesso. È quasi come mettere il pallone in cassaforte. Arcoleo centrale di Giovanni, va incontro, scontro con Oliveri, torna dietro. Arcoleo cerca e ottiene il taglio di Anania, che si alza anche la palla, poi si va a complicare un po' portandosela troppo sull'esterno, come un mastino qui Cimarelli, che però rischia sul dribbling, infatti sbaglia. Poi palla alta, Oliveri cerca un dribbling, Lanza non lo fa passare, tiene anche la rimessa laterale, dunque il massimo per l'Athletic Club Palermo, con Oliveri che guarda un po' ironicamente la panchina, chiedendo forse un calcio di punizione che non è arrivato. Poi intanto si agganciano con Arcoleo che va giù, sarà dunque calcio di punizione. Questa potrebbe essere una chance importante, perché Clemente già si è preso la palla, potrebbe trovare anche un traversone interessante. Vediamo se salteranno tutti. Nel frattempo Fiore rimane dietro insieme, invece no, Fiore adesso va in area di rigore, dunque rimangono i terzini con Lanza e Tarantino, aiuta anche Viola in realtà. Martino invece come sempre parte più largo, più sull'esterno, per prendere il terzo tempo. Clemente cerca i compagni in mezzo, la tocca, poi Gianbanco riparte con Oliveri, Corra, ottima giocata da parte di Di Giovanni, che con una fitta di corpo elude il proprio avversario. Poi Aiello vince il contrasto con l'altro numero 10 Clemente, cerca i compagni, lo trova Gianbanco in mezzo a due, lottano sia Viola che Arcoleo, riesce ad avere la meglio poi giocatore in maglia scura con passaggio sul compagno, che però non trova nuovamente una verticalizzazione Gianbanco, e dunque palla per Athletic Club Palermo. Clemente, buona qui il suo velo, scambia con Caruso, in anticipo Vassallo che fa una buona chiusura, Vassallo, poi si è anche inserito il 6. Oliveri, sempre molto tecnico, in mezzo a due, viene fermato in maniera molto pulita con Di Giovanni, ma soprattutto con Arcoleo, che poi ruba il pallone praticamente andando a semplicemente toccare la sfera senza contrastare. Praticamente il pallone era rimasto lì, lui l'ha semplicemente preso. Arcoleo, Clemente, rilancio ottimo per cercare Anania, l'aggancio perfetto del numero 11, e poi esce Di Giuseppe, però che palla di Clemente, ma soprattutto che aggancio di Anania. A lungo di Giuseppe, contrasto tra Oliveri e Lanza, si capiscono i due, infatti attacca la porta Oliveri e poi ancora una volta Martino che mette l'ennesima pezza della sua partita, era perfetta. Sarà dunque rimessa laterale, vediamo se sarà il Caleno Corsino, chissà che non ne subentri forse uno spento Viola, che oggi, a differenza magari delle partite scorse, sembra un po' più spento, però complice anche magari non avere avuto tanti palloni. Tanto Aiello, scivolata poi perfetta di Arcoleo ancora una volta, che salva probabilmente il risultato, perché da quella distanza Aiello aveva sicuramente trovato la porta. Poi bisogna vedere la parata da parte di Martino. Nel frattempo Arcoleo ha deciso di non porci questo quesito, perché con una scivolata provvidenziale ha negato questo tiro. Sarà dunque calcio d'angolo ancora per il Renzolo Piccolo, che si affaccia in zona offensiva, cross in mezzo, a cercare Corra di testa, anzi in uscita alta, perfetto di Martino, che poi come prima non ha fretta di battere. Vede anche Corra dietro di lui, decide infatti di farlo passare avanti e poi scaricare su Martino. Adesso Lanza, Arcoleo, rilancio, poi buca l'intervento Basile, la controlla Anania, può rientrare, sfida il suo avversario, lo salta con un rimpallo. L'ultimo tocco però è dello stesso numero 11, e dunque farà ripartire il Renzolo Piccolo con una rimessa dal fondo. Vassallo controlla la sfera dopo il passaggio del compagno, si ferma Catalano, nel frattempo si sta riscaldando con la maglia numero 17 Clemente Magnaci.
Calcio di punizione, avuto 44 di gioco, va cannata. Vediamo se ci saranno dei minuti da recuperare. Sicuramente non ci sono state delle interruzioni tali per cui credere un ampio minutaggio, però tra i gol forse almeno un minuto ci sarà. Tra 1 e 2 minuti forse è la nostra previsione, vediamo se indovineremo come nella scorsa partita. Nel frattempo rilancio di cannata con la presa sicura di Di Martino. Nel frattempo però c'è una posizione di fuorigioco. Ottima sicurezza da parte del portiere che sta rispondendo benissimo alla partita titolare con tanta sicurezza. Intanto Arcoleo Di Giovanni può puntare l'uomo, scarica su Caruso, spalla alla porta, palla di ritorno, Lanza, c'è la sua posizione che non arriva, poi cerca addirittura il cross, questa volta male, parte di Lanza con Di Giuseppe che va sul primo palo e la blocca senza troppi problemi. Catalano. E infatti viene dato un minuto di recupero, minuto 46, dunque terminerà la partita per quanto riguarda chiaramente la prima frazione di gioco. Tanto Cannata, spalla alla porta, cerca il pallone del Randazzo, non lo serve, va a lungo dalle parti di Oliveri che sfida in velocità. Lanza lo prende anche, poi cerca un tunnel addirittura. Non abbocca però Lanza, sarà dunque calcio d'angolo e questa potrebbe essere una delle ultimissime occasioni della prima frazione di gioco. Una gara molto bella, molto vivace, è stato sempre di 2-0, adesso c'è una chance per il Renzo Picco di riaprire la gara. Nel frattempo forse si riscalda anche in gallina, che lo vediamo infatti sotto i nostri schermi. Calcio d'angolo di testa, poi allontana Di Giovanni, poi escono tutti fuori. Anania viene fermato da Randazzo. E con questa azione termina anche il primo tempo, risultato di 2-0 per Athletic Club Palermo, che al momento si trova davanti grazie a delle giocate ottime da parte del primis di Caruso, che ha spinto in porta il pallone perfetto di Anania e poi di testa Ferdinando Fiore. Noi come sempre vi salutiamo, ma soltanto per qualche istante, perché solo sui canali di Sportissimi l'esclusivo, il secondo tempo di questa sfida. A dopo. San Giorgio Piana e Casteltermini che si ritrovano contro subito dopo il doppio confronto di Coppa che ha visto i rossoneri passare il turno, ma oggi è tutt'altra storia, si parte dallo 0-0. Duro Giovenco 1-2 che si concretizza, ancora Duro sul fondo, la palla in mezzo, attenzione, il tiro! Ciancimino! La sblocca subito Ciancimino! Questa è stata in stagione. il primo affondo, una bella azione, 1-2, Giovenco Duro in velocità, palla in mezzo. Vedere Sanyong che la controlla, Giovenco, il cross in mezzo e buona, attenzione, il colpo di testa ancora di Ciancimino. Giorgio. Per Serio, salta l'uomo, attenzione, 4 contro 4, Serio, si gira, Serio cerca il destro, il tiro! Traversa incredibile, la palla rimane lì. Tanto Ciancimino per Serio, attenzione, scappa dall'altra parte. Sané, salta l'uomo, Sané. Cosa ha sbagliato Sanyong? Attenzione Serio, bella la palla in profondità per Duro, si va a vedere pure Ciancimino e Camiolo Duro in mezzo. Sané la mette dentro ed è 2-0. E secondo assist di Duro, Giorgio, un 2-0 meritatissimo. 2-0 di Sané che trova il gol meritato perché sta facendo una grande partita Sané. Attenzione, intanto la palla lunga che rimane in aria, Tarantino di testa riesce a metterla fuori. Ancora Belmonte qui, bravissimo Belmonte. A uscire sul numero 7. La lascia Giovenco e possiamo ripartire. Ha problemi, quando invece il risultato è perduto. Attenzione qua, palla per Jack, per Sané. Sané la mette in mezzo, è lunghissima. Verso Ciancimino che però riesce a controllarla. Duro per Camiolo la mette giù. Camiolo che può puntare. C'è Jack Serio, palla per Jack Serio che si può girare al limite dell'area, tiro di Jack! Traversa di nuovo incredibile, Serio da fermo. E poi Giovenco! E qua la parata. Attenzione qua. Anticipato Zappula, può ripartire Casteltermini ancora con il numero 14.
Serio che va a pressare, attenzione numero 6, in aria il destro! Incredibile ripartenza del Casteltermini, Giorgio vicinissimi al gol dell'1-2. Può salire, vediamo come sale. Il treno è partito. Qui una La mette in mezzo Giovenco dove c'è Fabrizio Montoro di testa. palla salvata sulla linea, incredibile, attenzione, poi lì un contatto. Bravo, che duro, che possiamo ripartire 3 contro 1, contro uno. Giorgio, Sané, 3 contro uno. c'è Serio contro il numero 5. Palla di Sané per Serio, che sia tu per tu. Serio, Serio! Serio! Fino alla curva di Jack Serio è 3-0. Gabriele Rubino alza la testa perché Cerca questa palla verso Serio. Oh, poi Porcelli gliela che dà. palla per Serio. Porcelli, Serio, il destro! Jack! Serio, che gol ragazzi, che vorrei gol! sottolineare anche la palla di Porcelli, ma dopo un gol così Che passa gol in di secondo Serio. piano anche l'assist. Che gol di Ma era Serio! stato bravissimo. Cerca di girarsi, chiude ancora il numero 4, questa volta cerca una giocata La palla impossibile. per Porcelli. Porcelli, che ottima la illumina palla. per Spina. Su Spina. Cade Scivola. Sané, ma perché cade sempre? C'è la palla per Duro, cerca il destro! Ed è gol! Che gol di Duro, meritato. Ed è che gol. Adesso Ed è gol. Non abbiamo più dubbi, Giorgio. Uomo Questa è la partita sanguinosa. Risultato sul 2-2. Scivola, rimessa 3 e battuta. Rappa. Ultimazione. Parisi può puntare. Parisi. Si crea lo spazio. Parisi! È un gol pazzesco quello di Parisi! È un gol pazzesco! Parisi 3-2. E potete vedere la giocata di Gaspare Parisi. È un gol pazzesco. Pam! Pam! 3-2. Rappa, le spinge deciso e ancora Gamicchia, Ancora dall'altra parte. Magaiotti, palla in mezzo Safina e poi gol di Angileri e trova nel pareggio 3-3. Che partita. Termini prova ad allargare, Termini si infila in aria, fallo e no, finisce così ed è 3-3. 3-3, una partita bellissima, si è conclusa così, con questo grande 3-3. Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo della sfida. Ci sono già dei cambi perché vedete infatti qui la rosa pronto a subentrare probabilmente al posto di Tarantino. Questa sembrerebbe un cambio tattico per terzino sinistro. Non cambia nulla, è pronto a entrare anche Corsino al posto, se non abbiamo sentito mai, di Arcoleo, che ha fatto una grandissima partita, però forse un po' di stanchezza per il numero 4, vuole anche concedere minutaggio al Venti, che ricordiamo una delle sue partite migliori sarà sicuramente quella contro la Parma, dove ha recuperato sempre tanti palloni. Nel frattempo confermiamo dunque i cambi perché entrano La Rosa e Corsino al posto proprio di Arcoleo e Tarantino. Queste sono dunque le scelte di mister Cipolla, ma dovrebbe esserci stato anche un cambio per il Renzo Piccolo perché è entrato Clemente Magnaci al posto, adesso cercheremo di essere più sicuri, ma dovrebbe essere al posto di
Aiello, che non vediamo effettivamente in campo. Dunque sì, a posto di Aiello. Dunque queste sono le scelte da parte dei due tecnici. Vi mostriamo come sempre il nostro tabellino e poi il cronometro inizierà chiaramente al momento del fischio da parte del direttore di gara. Dunque sul pallone Corra, che attende il fischio da parte del signor Merlino per poter riprendere il secondo tempo di questa sfida, che arriva adesso con il primo lancio immediatamente dalle parti di Oliveri. Viene subito fermato da La Rosa, che si affaccia immediatamente al match, mettendo anche la rimessa laterale. Fiore, Martino, completamente sparito il sole nel frattempo. Nel frattempo si riscalda Tornambè, dunque potrebbe esserci un altro cambio sulle fasce, probabilmente al posto di Lanza, vediamo. Intanto si è riaperto il match con Lorenzo Piccolo, che sembrerebbe avere un piglio diverso rispetto al primo tempo. Maniaci, Di Giovanni riceve il pallone, può avanzare, sterzata con il tacco, buona qui la sua giocata, poi allarga dalle parti di La Rosa, si cercheranno tanto i due. La Rosa, traversone in mezzo, la tocca poi Caruso, che la porta anche verso l'esterno. Qui una buona giocata da parte dell'entrato Riccardo La Rosa, che col mancino ha subito fatto vedere questo è un giocatore che vuole trovare un assist oggi. Fiore, Martino, Fiore pressato da Oliveri, lo vede, poi rilancia a cercare Anani alle spalle, viene subito messo in difficoltà. C'è stato anche un altro cambio in realtà, perché è uscito Catalano, vedo invece al suo posto Pietro Rizzuto. Dunque due cambi anche per il Renzolo Piccolo, ci eravamo forse persi. Poi Aiello è in campo, dunque è uscito Randazzo con la 8 che non vediamo più, quindi fuori Randazzo e Catalano, dentro con la maglia numero 17 Maniaci e con la maglietta numero 17 Maniaci, facendo conclusione da fuori tentata da Viola. Diciamo dunque è entrato anche Rizzuto, che si posiziona come terzino sinistro. Dunque entrambe le squadre sono stati due cambi sulla fascia mancina. Di Giovanni vede l'inserimento di La Rosa, viene servito subito il 15 che dà tanto aiuto in fase offensiva, poi cerca il passaggio, Basile lo ferma, palla di ritorno, la aggancia con il petto, poi la porta con il destro lontano. Viola, perfetto qui il suo passaggio. Caruso, le finte, può rientrare, può calciare, vediamo. Caruso si ferma, va sul mancino, cerca la porta Di Giuseppe, blocca in due tempi, ma grande qui l'apporto che sta dando La Rosa nel suo ingresso. Sicuramente un gioco più offensivo rispetto a Tarantino, che si è, diciamo, limitato un po' alla fase difensiva senza spingersi troppo in avanti. La Rosa invece, anche per caratteristiche diverse, sta dando tanto aiuto. Nel frattempo Corra prende da dietro Di Giovanni, poi prova a restituirgliela. Nel frattempo Fiori scivolata in vantaggio, prende anche il pallone, però il fallo che è stato sanzionato di è quello di Di Giovanni su Corra. Dunque calcio di punizione per il Renzolo Piccolo, ha avuto 48 di gioco, con Cimarelli che lascia a Basile, che andrà probabilmente lungo. Martino, Pescati, Giovanni, ha tutto lo spazio, può partire. Di Giovanni, le finte, c'è La Rosa sulla fascia sinistra, lo serve adesso La Rosa, palla in mezzo, Anania con il tacco, La Rosa sta per concludere in porta, ma grande azione qui. Il duo Anania-La Rosa è riuscito a imbastire un'azione abbastanza importante. Poi Martino dove aver fronteggiato invece Corsino. Corra, lotta proprio con Corsino, appena entrato, palla alta, Lanza recupera in velocità, poi mette il piede, sarà rimessa a terra con Corra sul punto di battuta, messa con le mani, spalla alla porta, va a girarsi, poi Corsino viene spinto un po' dietro, poi Corsino alla meglio, grande la sua giocata, poi Viola potrebbe allargare il gioco, poi si scontra con
Cannata commette anche fallo, sarà dunque calcio di punizione per il Renzolo Piccolo, con Cannata dice anche qualcosa al signor Merlino, che però dice dammi forse il tempo di fischiare, probabilmente era questo. Sarà dunque calcio di punizione con Cimarelli sul punto di battuta, vediamo se andrà a lungo o se invece cercherà un compagno vicino. C'è Vassallo a sinistra, a destra invece Basile, lui va da Vassallo, le finte, poi rilancia, la rosa di testa, si lamentano forse per una trattenuta, poi si continua con Cannata, va sull'auto di fondo, cerca il cross, la rosa la tocca con il fianco, sarà dunque rimessa laterale per il Renzolo Piccolo, che rimane comunque in proiezione offensiva, va a girarsi con Fiore che non lo vuole fare girare, poi conclusione improvvisa però che termina in rimessa laterale, tentata da Oliveri, era una buona distanza, però l'ha presa forse un po' troppo con l'interno collo e di conseguenza la palla ha preso un giro praticamente in rimessa laterale. C'è Lanza adesso sul rimessa laterale, la controlla Anania, la fa sfuggire un poco e poi rincorre la sfera, vince anche il rimpallo, allontana Vassallo nel frattempo. Maniaci, l'anticipo di La Rosa come un treno su Oliveri. Questo è un cliente difficile, Oliveri, però La Rosa al momento sembrerebbe aver preso le misure. Gioca da terra di Corra, stava quasi per cascare giù Corsino, però calcio di punizione. Sul punto di battuta vediamo Basile, Pietro Basile, vediamo se cercherà un tiro o più semplicemente un traversone in mezzo. Vediamo Corra partire dall'esterno con Lanza che lo sta guardando abbastanza attentamente. Basile invece sta sistemando la sfera, probabilmente per cercare una traiettoria quanto più precisa possibile. Basile cerca invece la porta, poi palla a rimorchio, tentato con Cannata, allontana invece Fiore, adesso può uscire Athletic Club Palermo. Il dribbling di Corra, anzi di parte di Rizzuto per Corra, palla però in fuorigioco, dunque calcio di punizione per l'Athletic Club Palermo, che dunque potrà ripartire dal basso, potrà rifarlo con Lanza che si appoggia su Martino. Adesso Corsino che va incontro, si avvicina anche Viola ma non lo serve, Martino. La Rosa, Fiore potrebbe lanciare, ci pensa un attimo e poi lo fa per Clemente, aggancio perfetto da parte del numero 10 che adesso può avanzare. Matteo Clemente si complica un po' la vita, poi il lancio ottimo alle spalle per Anania che arriva e poi non riesce a saltare il portiere, perfetto di Giuseppe, ma che palla di Matteo Clemente, è stata perfetta con i giri giusti, aveva trovato un grande pallone, c'era Anania che stava per fare uno dei suoi gol, uno dei suoi agganci, dall'altra parte stava salendo invece Di Giovanni sulla fascia mancina, veramente invece ha cercato sul destro, forse anche per una facilità di tocco, veniva meglio chiaramente aprire l'interno da lì. Tempo calcio di punizione, intervento irregolare, sarà dunque occasione da calcio piazzato per il Renzolo Piccolo. Nel frattempo pronto un cambio perché per gli ospiti entra Ugo Giacopino al suo posto, vediamo chi lascia il campo. Perché lascia il terreno di gioco Aiello, dunque il numero 10. Fuori quindi Aiello, dentro Giacopino che adesso prende posizione all'interno della di rigore. Sarà quindi calcio di punizione per il Renzolo Piccolo, un'occasione che potrebbe essere importante. Vediamo come la sfrutterà la squadra ospite. Vediamo due uomini in barriera con Di Martino che sta comandando i compagni nella posizione migliore, ma sicuramente da lì ci sarà un cross. Andrà Maniaci sul punto di battuta, vai in mezzo, allontana Martino sempre molto sicuro di testa, poi scontro con Anania che era meglio però commette fallo. Anzi, il fallo non è stato commesso da Anania, è stato commesso da Gianbanco. Sarà dunque calcio che si è battuto rapidamente, casca giù poi
Caruso si continua, lancio in avanti, testa Fiore, sempre molto preciso. Viola allarga molto bene dalle parti di Giovanni, che può puntare la porta di Giovanni, sempre molto tecnico, punta la difesa sguarnita di Giovanni sul destro, può calciare, cerca la porta di Giuseppe, la blocca. Aveva fatto una grande giocata qui di Giovanni, ma anziché cercare il tiro a giro un po' da Lorenzo Insigne, per citarne uno, ha cercato un tiro più di collo, chiudendo. Corra, sempre tallonato da Fiore, autore del gol del 2-0, un stacco imperioso di testa che ha lasciato veramente pochi scampi al portiere. Poi va giù Corra, che d'esperienza si è messo davanti con il corpo, Fiora lo stende. Il tempo è pronto un altro cambio per Teddy Club Palermo, dunque sta per entrare Alberto Alessi, maglia numero 19 per lui. Al suo posto uscirà Anania. Una grande gara anche oggi per il funambolo numero 11, un assist, si becca anche tanti applausi, credo che siano veramente tanto meritati. Tanto quindi Alessi che si posizionerà sulla fascia destra, dunque a completare l'attacco con Caruso e Di Giovanni, con Clemente sempre alle spalle. Ma intanto Basile, lungo, Martino qui buca l'intervento, un grosso rischio per il numero 5, che sempre solitamente è molto pulito in questo tipo di giocate. Questa volta per sua sfortuna non lo è stato, ma per sua fortuna però non ne ha messo in difficoltà i propri compagni. Martino, Corsino viene spinto da Corra, che commette fallo, dunque calcio di punizione per l'Athletic, che riparte con Corsino e Martino. C'è Viola che cerca e chiede il pallone, si va però da Clemente che prova un aggancio, poi Di Giovanni nasconde il pallone con l'esterno, la Rosa casca giù, calcio di punizione. Dunque calcio di punizione con la Rosa che non ha fretta di battere, con Clemente che invece vuole la palla. Martino dopo il pallone di La Rosa, c'è molto largo Clemente ma anche La Rosa, vediamo se arriverà un rilancio proprio da quelle parti. Martino invece va da tutt'altra parte con il rimpallo che favorisce Di Giovanni con il tocco morbido e non trova il gol per questione di centimetri. Un rimpallo l'ha favorito, ma non è stato fortunato nel concludere. Risultato sempre di 2-0, ma il tris è andato veramente vicinissimo a concretizzarsi. Martino. Vieni dentro, Di Gio, vieni. Gianbanco cerca Corra, lo trova, poi c'è Corsino che mette una pezza, poi pressa al tentativo di recuperare la sfera. Palla sulla fascia sinistra, cercare l'inserimento del neoentrato Ugo Giacopino, palla che però non arriva tra i piedi del 14, sarà dunque rimessa tra le mani e frattempo è pronto un altro cambio con l'ingresso di Gabriele Tornambè. Vediamo al posto di chi, però possiamo ipotizzare sicuramente per Lanza, che dopo 60 minuti di gioco, grande livello anche, potrebbe lasciare il campo. Intanto Viola ruba il pallone, può ripartire con Di Giovanni, forse è un po' stanco, vuole la sua posizione di La Rosa, arriva adesso La Rosa, è puntuale come un treno, attacca la porta, poi cerca centralmente Di Giovanni, Clemente, la carezza, vuole il dribbling, viene fermato. Poi Lanza, Clemente, guarda la porta, non la trova, ha fatto bene comunque a provarci. Nel frattempo è pronto Tornambè al posto di Lanza, vediamo. Infatti al posto proprio di Lanza, dunque ormai i cambi, questo era abbastanza semplice in realtà da indovinare. Nel frattempo si accendono anche le luci, che chiaramente daranno anche una visibilità migliore, non solo ai giocatori ma anche noi qui presenti a fare la partita, qui a trasmetterla, chiaramente tutti a casa che ci stanno seguendo. Dunque Tornambè prende posto sulla fascia destra e
modulo sempre di 4-2-3-1, ma nel frattempo si è alzato la panchina anche in gallina. Potrebbe essere lui il prossimo cambio, probabilmente forse al posto o di Caruso o di Clemente. Intanto la rosa di testa. Martino. Di Martino. Martino. Rilancio lungo dalle parti dei compagni. C'è Caruso che insegue la sfera di testa, poi Cimarelli, cannata, esce bene, poi la punta di Corsino, Viola potrebbe arrivarci con l'esterno, infatti ci arriva e si appoggia. Di Giovanni, la posizione come sempre di La Rosa, Di Giovanni, lo serve, La Rosa guarda la porta, poi cerca il tiro, la parata del portiere, poi Caruso va sul mancino, cerca il tiro ancora di Giuseppe, e poi non riesce a concludere. Ancora una volta, che azione insistita con Alessi che stava arrivando praticamente a botta sicura, ma grande palla di Giovanni che come sempre quando si illumina crea sempre un'occasione. Poi La Rosa, scontro molto duro con Maniaci. Tutto ok, i due si sono rialzati subito, anzi Maniaci si è rialzato subito che La Rosa è rimasto comunque in piedi. Sarà quindi rimessa con le mani con La Rosa che attende un movimento di Clemente che adesso arriva. È stata una finta però, che cerca Alessi, poi allontana Rizzuto. Fiore. Martino che più volte adesso sta chiamando a sé il portiere nel tentativo anche di non sbagliare questi retropassaggi. Fiore. La Rosa centralmente, perfetto per Di Giovanni che guarda la porta, può concludere, prova il destro direttamente tra le braccia di Giuseppe, all'ingresso di La Rosa è stato provvidenziale perché su quella fascia adesso inizia a esserci forse anche di più di un terzino, perché lui è un giocatore che attacca veramente tanto, quasi un esterno aggiunto, nonostante parta da dietro. Chiaramente il minutaggio minore, anzi non ha avuto nella prima frazione di gioco, lo sta aiutando per poter esprimere al massimo tutta la sua energia. Effettivamente si sta anche vedendo perché sono tante le sue corse sul lato di sinistra e dando tanto aiuto a Di Giovanni che invece taglia maggiormente verso il centro del campo. Nel frattempo gioco fermo per un intervento irregolare, sarà dunque calcio di punizione. Martino cambia tutto per Di Giovanni, il solito Di Giovanni che aggancia la palla e prova il dribbling, gli riesce. Di Giovanni scatenato oggi, rilancio in avanti per cercare Caruso, chiude però la strada Cimarelli e palla direttamente su Di Giuseppe. Basile. Non intercetta Clemente, poi Maniaci, cannata, la tocca Di Giovanni ma la regala al suo avversario. Guarda che il gioco. Oliveri. Sfida in dribbling La Rosa, lo salta, casca giù, calcio di punizione. Dunque calcio piazzato per il Renzo Lo Piccolo che potrebbe trovare un'occasione importante. È quasi un calcio d'angolo vista la posizione. Di Toigara ha sanzionato in maniera irregolare l'intervento di La Rosa. Sempre Maniaci sul punto di battuta, ormai è lui il battitore di questi calci piazzati. Il primo tempo era Aiello, adesso invece il secondo, anche complice l'uscita del 10, è diventato proprio lui. Sistema la barriera di Martino con Di Giovanni e Viola sul... Va bene là, Ricca, va bene là, forte Ricca, forte! Crea una muraglia quasi. Mattia! Sul primo palo invece davanti. La Rosa va in mezzo, allontana di testa Clemente, poi esce fuori Alessi che pressa tanto. Cimarelli prova a trovare Gianmanco, ma posizione di fuorigioco. Dice di no il direttore di gara, che poi con il tecnico del Renzo Lo Piccolo che chiedeva invece una posizione regolare, non per il signor Merlino, che dunque ha dichiarato fuori gioco, e quindi si riparte con Di Giovanni che con il destro apre dalle parti di Clemente, riceve il pallone, prova a restituirlo ma non riesce, poi Basile respinta in pressione di Caruso che sicuramente dal punto di vista dell'atteggiamento
sta dimostrando veramente tanto, anche un gol per lui. Il primo tempo ha avuto in realtà una seconda occasione sprecata in quel caso. Basile cerca il tocco da parte di Oliveri, poi sguscia via Maniaci che può puntare la porta, cambia gioco, la tocca, anzi buca l'intervento Tornambel, uno dei primissimi palloni da lui toccati, poi conclusione tentata da Gianbanco. Murata, Rizzuto cerca le testone col mancino, allontana Viola che adesso in questo secondo tempo sta decisamente crescendo rispetto al primo. Diciamo infatti un primo tempo un po' spento per il numero 8, adesso invece è tornato sicuramente ai suoi livelli. Corra, conclusione di Maniaci, Murata da Fiore, poi buca il controllo, poi si riesce a rifarsi. Gianbanco che si complica decisamente la vita contro Alessi, che però commette fallo. Rizzuto col mancino si appoggia a parte del compagno 1-2, funziona perfettamente quella fascia, poi può crossare in mezzo, arriva, poi buca Fiore, Oliveri e non sbaglia contro il portiere e trova il gol del 2-1. Qui buca l'intervento Fiore e non perdona la primissima occasione da gol avuta a Rezzolo Piccolo. Terrasini. Risultato di 2-1, dunque la riaperta Oliveri, che ha avuto un'occasione importantissima, non se l'è fatta dire due volte, adesso inizia, anche se c'è un pizzico di paura per gli uomini di casa, perché il gol di Oliveri potrebbe far sorgere anche un pizzico di ansia alla formazione di casa nel tentativo di trovare il tris. Penso che invece ha risposto con un gol alla primissima vera occasione da gol, non ha potuto fare nulla veramente Di Martino. Il buco difensivo è stato abbastanza evidente. La Rosa intanto, Viola, Clemente, il velo Di Giovanni, magia ancora del 7. Di Giovanni attacca, apre dalle parti di Caruso che può ricevere il pallone, rientra Caruso sul destro, può calciare, sponda Di Giovanni sul mancino, cerca il tiro col sinistro, perfetto Di Giovanni e fa 3-1, magia assoluta. E adesso sì che scaccia via la paura di Giovanni. 3-1 il risultato. Hanno dialogato perfettamente Caruso e Di Giovanni. È arrivato anche il gol per il 7, meritatissimo per la sua prestazione. Durato pochissimo il vantaggio per accorciare le distanze per il Rezzolo Piccolo, perché alla prima vera occasione nel frattempo è pronto un cambio perché sta per entrare in gallina, però se non abbiamo visto male, se abbiamo sentito male, anzi per essere più corretti dovrebbe uscire Mattia Clemente, dunque rimane in campo Caruso. Cannata, poi lo pesta praticamente Caruso, step on foot, uno dei più classici. Calcio di punizione dunque con Cimarelli che va dalle parti di Vassallo. Poi fuori gioco per Giacopino. La Rosa nel frattempo è pronto a entrare in gallina, attende soltanto che il direttore gara gli dia il permesso per poter fare ingresso della sua partita. Palla alta, Giacopino lotta con Viola, poi Corsino all'indietro con Di Martino, si chiedeva un retropassaggio, qui ha rischiato un pochino in realtà la formazione di casa, però sembrava un passaggio in realtà verso i difensori. Martino intanto allontana per Caruso, sponda di testa, si inserisce Alessi che lotta con il fisico, la meglio Alessi, grande la sua giocata, Alessi è più veloce, entra e casca giù, non è calcio di rigore, però di Torigara molto vicino, dice di non sanzionare questo intervento. Effettivamente sembrava una soluzione, una decisione corretta, per cui sembrava effettivamente come non ci fosse stato un tocco. Tempo fuori Mattia Clemente, dentro Cristian Ingallina. Questo
il cambio con Clemente che infatti si leva la fascia da capitano e la dà di Giovanni. Vediamo se effettivamente sarà lui o se sarà Martino prenderlo, forse in Gallina stesso. Al momento Di Giovanni è capitano, che fa battere anche questo corner, autore del gol del 3-1, meritatissimo sia per la prestazione che singolare, chiaramente che collettiva. Minuto 70 di gioco, mancano 20 minuti alla fine della partita, dunque questo è il minutaggio per Ingallina, che è entrato già dentro l'area di rigore. Calcio d'angolo, brutto però, calciato da Di Giovanni. Poi veramente uno schema tentato che però non è riuscito decisamente. Poi la Rosa buca ancora lui l'intervento, Maniaci lo mette in difficoltà, poi Tornambe è fresco, messa con le mani, la tocca Tornambe ancora che allontana, poi Ingallina, il primo controllo è da dimenticare, poi Corsino, l'ennesimo pallone recuperato sulla partita, lotta anche Viola, spalla alla porta con Corra, la controlla molto bene, attenta sulla posizione di Basile, non lo serve, corre ancora, centralmente si gira, ecco invece adesso Basile, poi scivolata di Di Giovanni che non disdegna la fase difensiva, qui recupera un pallone importante anche nel tentativo di non concedere il possesso a Basile, che va invece con una rimessa laterale, la tocca ancora Di Giovanni, poi Ingallina controlla così ma riesce comunque a tenerla in campo, poi palla per Caruso, si fa scavalcare il pallone, Caruso poi traversa, ma cosa stava facendo Caruso? Poi tanti applausi per lui, che se avesse trovato il gol avrebbe fatto veramente un gol che avrebbe veramente girato sarebbe girato sicuramente tra i social per questa rovesciata, traversa gli nega il gol, ma cosa stava combinando Caruso? Poi Di Giovanni casca giù, Viola, gioco fermo, fallo su Di Giovanni. Ha tentato veramente una giocata incredibile Caruso, l'avrebbe anche meritato forse per la partita. Per lui un gol e un assist, era ottima. Martino, Corsino, Fiore, la Rosa trova Caruso, poi prova ad avvicinarsi Di Giovanni, fa buona chiusura però Rezzolo Piccolo che riporta in possesso con Corra, casca giù la Rosa, poi controllo ancora, inserimento di Viola, scivolata 2 volte però è giù. Ha avuto giù Viola che in scivolata è rimasto poi a terra, ha fatto una scivolata, poi si è rialzato ed è andato giù. Ci auguriamo che sia tutto ok per il numero 8. Adesso si è rialzato, cammina sulle sue gambe, dunque questa è già una prima diagnosi che possiamo fare ed è decisamente positiva, forse solo un pizzico di stanchezza con la Rosa che invece restituisce la sfera direttamente dalle parti di Basile. Cannata, la tocca poi per infastidire Caruso, Ingallina subisce forse anche fallo, infatti Caruso capisce tutto in anticipo e guadagna il possesso per poi poter battere questo calcio di punizione. Sul punto di battuta Caruso che lancia subito sul compagno di testa per arrivare Alessi, che poi arrivare lì ancora Alessi ed è arrivato anche il poker, ha segnato Alberto Alessi, fa 4-1, vediamo se ci regala un'esultanza, invece no, soltanto abbracciare con i compagni. Abbiamo parlato anche con i tifosi presenti, avevano predetto questo gol lui è entrato con la maglia numero 19, fa 4-1 e adesso si mette veramente in discesa per l'Atletico Club Palermo, in salita decisamente per la formazione ospite, che vediamo se adopererà qualche cambio nel tentativo di cambiare i sorti del match, ma al momento sembrerebbero essere tutti congelati. Vassallo, Cimarelli che allarga su Basile centralmente di prima per dare forse una verticalizzazione che non funziona, direttamente da Di Martino. Nel frattempo
tecnico forse potrebbe aver cambiato il modulo, perché se non abbia sentito male dovrebbe aver chiamato la difesa 3. Lottava Vassallo, poi con il dorso riesce ad avere anche il possesso. Di Giovanni si fa scavalcare dal pallone, guarda la porta, Di Giovanni allarga, 1-2, Corsino apparecchia per Viola, le finte quasi da calcio a 5, ingallina, guarda i compagni, cerca un pallone al secondo palo, non ne sbuca nessuno. Alessi lo ringrazia comunque per l'ottima idea, effettivamente era una buona palla. Nel frattempo c'è un cambio fuori Cimarelli, il capitano, fascia capitano, infatti passa dalle parti di Cannata. Entra Eros Scafidi che si posiziona in difesa. Dunque, questo è il cambio centrale per centrale. Dal punto di vista tattico non è cambiato veramente nulla, ruolo per ruolo, solo gli interpreti. Vassallo, Di Giuseppe rischia tanto sulla pressione di Caruso, poi Corsino di testa, Viola alza la palla per Ingallina che lascia scorrere per Alessi, poi Di Giuseppe si sono scontrati con Basile, si sono lanciati un'occhiataccia. Pallone lungo, cercare Maniace di inserimento contro Martino, riesce a crossare, poi la tocca Di Martino rischiando un po' il portiere. Palla in calcio d'angolo dunque per il Renzo Piccolo Terrasini, che prova a rendere meno amara questa partita. Il risultato che al momento non ne sorride per nulla agli ospiti, 4-1 il risultato. Poi a testa tutta l'area di rigore, lotta con Scafidi, poi conclusione ciccata da Giambanco e poi tiro di Oliveri. Poi si agganciano Cannata e Alessi, che appena entrato ha fatto subito la guerra. Dunque calcio di punizione, poi c'è qualche scaramuccia probabilmente. Minuto 77 di gioco, manca sempre meno alla fine della partita. Mancano 13 minuti, poi anche un recupero, non ci immaginiamo molto cospicuo. Tanto la rosa lascia scorrere la palla, dunque palla in rimessa dal fondo, si riparte con Di Martino. Che probabilmente si appoggerà sui compagni, su Fiore, su Martino stessi, che sono abbastanza vicini a lui, però complice anche la pressione alta, potrebbe andare lungo, decide invece di passarla a Samuele Martino che va subito lungo, cercare Caruso, di testa la tocca Rizzuto, poi torna bene, anche un po' spinto, si continua, Corsino. Cannata chiude molto bene qui la diagonale, poi alza la sfera così per il tiro di Corra che colpisce il suo avversario. Sarà dunque calcio di punizione, anche cartellino giallo per l'attaccante Luigi Corra, maglia numero 19 per lui. Rimasto giù Martino, questo però si è rialzato fortunatamente, tutto ok per il centrale dell'Athletic Club Palermo. Va incontro Viola, ma Martino probabilmente lancerà, vediamo. Infatti tra proprio questa opzione la rosa, c'è il largo di Giovanni, lui rientra sul piede destro. Viola, lancio perfetto a cercare Alessi, la controlla però fuori gioco. Rizzuto che va subito a battere su Vassallo. Maniaci, Vassallo allontana, lanciando più lontano che può, poi si agganciano Martino e Corra, questa volta però fallo proprio del difensore. Sarà dunque calcio di punizione per il Renzo Lo Piccolo, che si affaccerà nuovamente in avanti con questo calcio piazzato.
uno schema, libera poi la velocità tentata da Maniaci sul tocco di Cannata, però chiuso molto bene Tornambè, sarà dunque rimessa laterale sempre in zona offensiva. Rizzuto con la sua entrata di rigore, finta su tutti, poi scivolata puntuale di Fiore. Sarà dunque calcio d'angolo, azione ancora insistita per il Renzo Piccolo che cerca di concludere la partita quantomeno rendendo meno amaro possibile il risultato. Adesso direttore di gara signore Merlino che cerca di dire qualcosa a Martino e Corra, i due si sono praticamente beccati tutta la partita. Calcio d'angolo per Corra che salta in alto, ma adesso la palla è direttamente tra le braccia di Cesare Di Martino che blocca con abilità, tanta sicurezza, poteva veramente pochissimo sul gol subito. È stata una botta terrificante sotto la traversa, poteva veramente pochissimo. Intanto Di Giovanni, c'è spazio ancora per il set, sulla posizione di La Rosa, non lo serve adesso. Scambia con Alessi, controllo, va sul fondo, le finte, fa rientrare, palla che tiene in campo, ma non per il direttore di gara, ma di no da qui in realtà, però il direttore di gara decide di sì, sarà dunque rimessa dal fondo. Minuto 81 di gioco, mancano 9 minuti, poi ci sarà qualcosina da recuperare. Di Giuseppe cicca un po' il rilancio, poi la tiene in campo Giacopino, sbaglia il tocco contro Corsino che come sempre va lì a pressare, a tallonare i suoi avversari, però era rimasto giù Rizzuto. Adesso vediamo se il Athletic Club Palermo restituirà il pallone, e infatti è così da parte di Tornambè. Cannata, c'è il movimento di Oliveri, accorcia La Rosa, lui si appoggia dietro ma non c'è nessuno, infatti lui stesso dovrebbe rincorrere la sfera, lotta con Di Giovanni, l'ultimo tocco è proprio di Oliveri, sarà dunque rimessa laterale con le mani, quindi per forse di maglia bianca con La Rosa. La controlla con il petto Caruso, la porta lontana, esce bene Caruso, salta tutti, cerca il tiro a giro. Una conclusione sicuramente partita con tutti i buoni propositi, poi la palla non ha girato tanto, tanta sfortuna, ma grande giocata, l'ennesima di questa partita per Caruso che meriterebbe probabilmente anche una doppietta personale che oggi non sta arrivando, però comunque è stato veramente tanto vicino. Alessi, perfetto in fase di anticipo, guarda i compagni, si appoggia Di Giovanni, Alessi apre per La Rosa, palla troppo profonda, però in realtà La Rosa riesce a tenerla in campo, però soltanto per qualche istante perché palla viene trascinata direttamente in rimessa laterale, ma qui si intendono molto bene su questa fascia sinistra, l'ingresso di La Rosa chiaramente ha cambiato di tanto il gioco, tanto Di Giovanni di testa. Basile, la tocca Di Giovanni, poi con Corra prova a girarsi, è lontana Cannata, gioco fermo al momento con la rimessa dal fondo che verrà ribattuta da Di Martino, va corto su Corsino che ha accorciato molto la sua posizione in questo momento. Caruso cerca di toccare il pallone per liberare il compagno, non riesce. Cannata, poi Tornambè lotta insieme a Viola. Cannata, le finte, cerca uno spiraglio per lanciare, ci pensa 2 volte, poi si appoggia Basile centralmente, ecco Corra che trova la posizione, Corra in mezzo a 2, riesce a non farsi fermare, poi Ruleta in mezzo a 2 maglie bianche, riesce anche a passare, poi Corsino
qui ringhia riuscendo a rubare la palla, però commettendo anche fallo. Sarà dunque calcio di punizione. Ovviamente è stato fischiato il fallo di prima durante la giocata di Corra con una roulette in mezzo a due, probabilmente il direttore di gara lì ha sanzionato il fallo, poi ha fatto continuare per il vantaggio che però non si è concretizzato. Sarà dunque calcio di punizione, minuto 84 di gioco. Siamo ormai a 5 minuti dalla fine del secondo tempo, poi chiaramente un recupero, ma non ci sono state molte interruzioni, probabilmente ci immaginiamo tra 2-3 minuti, tra gol e cambi, vediamo se indovineremo la nostra previsione come nel primo tempo. Poi chiaramente bisogna vedere se si giocherà da qui al 90esimo. Intanto calcio di punizione, lontana la difesa, poi Viola fischia tanto Maniaci, poi lotta Viola su tutti i palloni come sempre. Quante palle ha recuperato Viola oggi. Poi Di Giovanni lancia Alessi, tutto regolare, Alessi col mancino, parata perfetta di Giuseppe, però fuori gioco. Sembrava di no, almeno da qui sembrava di no, però bisogna riguardare sicuramente le immagini e voi che siete a casa potete chiaramente farlo. Basta dare invito di qualche secondo per verificare la posizione di fuorigioco che è stata ravvisata dal direttore di gara, però qualche dubbio comunque rimane. Nel frattempo palla subito in verticale con l'esterno, prova a pescare Oliveri, qui Fiore era andato troppo in anticipo, poi la Rosa sbaglia, Maniaci, scivata non perfetta di Viola, poi guarda i compagni, appoggia per Oliveri che può calciare, palla di ritorno, ancora Maniaci, guarda la porta, cerca il tiro, forse anche una piccola deviazione di Martino, ed è 4-2, minuto 86, riapre la partita il Renzo Lo Piccolo. Forse anche una deviazione di Martino, l'ha presa con l'esterno, il numero 17 Clemente Maniaci. 4-2 risultato, che però sorride ancora la formazione in maglia bianca. Corsino forte, Tornambe, Alessi può puntare, rientra bene sul mancino, trova Tornambe che può crossare, rientra sul sinistro, Tornambe con la punta, Viola calcia male, aveva apparecchiato benissimo Tornambe, forse anche un po' di stanchezza per il numero 8 che ha corso praticamente su tutti i palloni, soprattutto nel secondo tempo, ha giganteggiato a centrocampo. Vassallo si prende una grande responsabilità qui, poi pressione di Ingallina, Corra lascia lì il pallone, poi l'anticipo tentato a Tornambè, le finte ancora molto bene qui, poi Corra, palla di ritorno, cercare nuovamente Manici che ha cambiato questo secondo tempo. Se da una parte la Rosa ha decisamente fatto vedere tanti azioni sulla fascia sinistra, dall'altra parte Manici non è stato da meno, sono stati 2 ingressi migliori al momento di questa partita, quelli che sono stati più impattanti sicuramente. Cannata al volo, Cannata che gol ha fatto, l'ha presa perfettamente e fa 4-3, un gol da Cineteca. Adesso si è riaperta veramente tanto la partita, 4-3 il risultato, con Cannata che l'ha presa con l'esterno collo, poteva veramente pochissimo Di Martino, non è sicuramente un gol additabile a lui perché l'ha presa sotto l'incrocio dei pali, imprendibile per Cannata che ha fatto un gol impressionante. I compagni infatti si complimentano con lui, adesso c'è tanta paura. Martino, Tornambe, Corsino, Caruso di prima per Alessi che prova il dribbling, viene fermato da Vassallo col tacco, poi regala il pallone ad Alessi, salta tutti, Alessi entra sul mancino, può calciare, Alessi non serve i compagni, poi Ingallina casca giù, calcio di punizione. Qui Alessi però poteva decisamente passare la palla e poi alza il braccio così a dire voglio calciare io col mancino, però vediamo se il mister Cipolla consentirà col mancino di calciare o se invece si affiderà al destro di Ingallina o forse a quello di Caruso.
potrebbe, però Gallina si è preso la palla, anche se è leggermente claudicante. Va in Gallina sul punto di battuta, vuole essere lui ad entrare anche nel tabellino con questo calcio di punizione che potrebbe dare tante risposte. Se l'è procurata effettivamente lui, prende la rincorsa. Da col sinistro, Christian in Gallina. Tempo il tecnico fa sentire la sua voce nelle posizioni messe ai compagni. Sei giocato avventato in Gallina col mancino, la palla passa ma non gira abbastanza, dunque rimessa dal fondo con Di Giuseppe. È ancora vivo però il Renzo Piccolo Terrasini che non molla, vassallo, rischia tanto ma la palla passa, Gianbanco. Nel frattempo 5 minuti di recupero sono questi, qualitati dal direttore di gara. Di testa La Rosa, fa una buona guardia di Giovanni, sombrero perfetto, poi si aggancia col suo avversario ed è calcio di punizione per il Renzo Piccolo, con Viola che si mette davanti alla palla, poi anche Caruso. Adesso c'è un po' di nervosismo in realtà, fanno tutti davanti, tutti sopra. Maneci batterà questo calcio di punizione e cercherà sicuramente un lancio offensivo con Ingallina che dice a Viola di andare dietro, di andare a difendere. Forse per qualche colpo di testa rimane davanti soltanto Di Giovanni. Manici, cross in mezzo, palla che passa, buca Alessi, poi direttamente da Tornambè che cerca di rilanciare, trova però il piede in opposizione, sarà quindi rimessa laterale sempre lì in zona offensiva per il Renzo Piccolo. Tornambè invece va lungo per Caruso. La Rosa, Caruso con il petto molto bene, poi in Gallina la tocca male, poi Di Giovanni, la spizza di testa, l'anticipo di Basile che va lungo, poi il controllo di Oliveri che cerca forse un compagno, trova Cannata, adesso passaggio e mette una pezza Corsino, allontana Martino, di testa poi Caruso, poi lotta anche Alessi. Rizzuto cerca la palla in profondità, in anticipo però c'è la difesa con l'ultimo tocco che dovrebbe essere stato un giocatore del Renzo Piccolo, e infatti è così perché si è vista una deviazione da parte di Gianbanco. Mancano 3 minuti alla fine della partita, bisogna soffrire un altro po' per l'Athletic Club Palermo che era in vantaggio di 3 gol e poi si è fatta recuperare di 2. In Gallina sbaglia quel tocco. Alessi qui ruba il pallone dopo aver toccato la palla, salta l'uomo, tenta di rigore Alessi, casca giù, calcio di rigore. Questa volta se l'è guadagnato Alessi, qui può veramente chiudere la partita. Vediamo chi andrà perché sia Martino che Fiore stanno andando avanti, però in Gallina vuole battere lui. Si rialza Alessi. E anche forse cartellino rosso per Basile, vediamo se... E infatti va fuori dal campo, dunque cartellino rosso per Basile, autore del fallo. Quindi invece in 9 contro 10. Anzi no, non è stato buttato fuori assolutamente, entra dentro il campo, dunque niente cartellino rosso, abbiamo effettivamente sbagliato in questo caso. Sarà dunque calcio di rigore con Ingallina sul punto di battuta col mancino, sfida Di Giuseppe, potrebbe chiudere lui la gara sul 5-3, vediamo, va col sinistro, la piazza e va bene così, 5-3 il risultato e con questo gol termina anche il match. Vittoria per l'Athletic Club Palermo che sale quindi a quota 13 in classifica e lo fa con il gol finale da parte di Ingallina che quindi chiude questa gara dopo 94 minuti di fuoco con il risultato di 5-3. Gli applausi da parte del pubblico sempre molto presente durante le partite di casa del Athletic Club Palermo. Noi come sempre vi ringraziamo, amici di Sportisti, qui da Marco Genduso è tutto, vi ringrazio e alla prossima.